Eder. Mech. Pallister. Omicidio di Chiara Poggi, nuove indagini su Andrea Sempio, parla la madre, teniamolo, potrebbe servire. Garlasco, 12 aprile 2025, a 18 anni dell'omicidio di Chiara Poggi, la giovane 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco. Il caso continua a riservare colpi di scena. Andrea Sempio, 37 anni, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi, è stato nuovamente indagato per omicidio in concorso. Dopo che una consulenza disposta dalla Procura di Pavia ha confermato la presenza di tracce di DNA a lui riconducibili sotto le unghie della vittima. Questo ha riaperto un caso che sembrava chiuso con la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, a 16 anni di carcere nel 2015. Le recenti interviste ai protagonisti, tra cui quella esclusiva alla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, gettano nuova luce su una vicenda che divide l'opinione pubblica. Con particolare attenzione all'alibi dello scontrino di Vidivano. Andrea Sempio, già indagato tra il 2016 e il 2017 ma poi scagionato, è tornato sotto i riflettori dopo che una nuova analisi del DNA, condotta con tecnologie più avanzate, ha confermato la presenza di sue tracce biologiche sotto le unghie di Chiara Poggi. Il 13 marzo 2025, Sempio si è presentato alla caserma dei Carabinieri di Milano per un prelievo coattivo del DNA, dopo aver inizialmente rifiutato di sottoporsi al test spontaneamente. Sta molto male, aveva dichiarato il suo avvocato, Massimo Lovati, prima dell'esame, sottolineando lo stato di shock del suo assistito. Sempio, uscendo dalla caserma, non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti, ma in un'intervista successiva, il 29 marzo 2025, ha rotto il silenzio. Non ho nulla a che fare con l'omicidio di Chiara Poggi. Frequentavo la casa, con Chiara avevo un rapporto puramente di cortesia, un conoscente che non è mai andato oltre. Sempio ha poi aggiunto, difendendosi, dubito che ci sia una mia traccia sotto le unghie di Chiara, e se la trovassero in casa, è normale, ci andavo spesso. La sua difesa si basa sulla distinzione tra contatto diretto e trasferimento indiretto di materiale genetico, suggerendo che eventuali tracce potrebbero essere spiegate dalla sua frequentazione abituale della villetta dei Poggi. Ieri, 11 aprile 2025, i genitori di Andrea Sempio hanno rilasciato un'intervista esclusiva, esprimendo il loro sconcerto e la loro frustrazione per la riapertura delle indagini. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, ha dichiarato: "Ho tantissima rabbia per questa cosa che non ha alcun fondamento". Le sue parole riflettono il dolore di una famiglia che si sente nuovamente trascinata in un incubo giudiziario, dopo che le accuse contro il figlio erano state archiviate anni fa. La madre ha sottolineato l'assenza di prove concrete che colleghino Andrea al delitto, ribadendo la sua innocenza e il trauma che questa vicenda sta causando al figlio e all'intera famiglia. Un elemento centrale dell'intervista è stato il racconto della madre sullo scontrino del parcheggio di Videvano, che Sempio ha sempre presentato come alibi per dimostrare di non essere stato a Garlasco al momento del delitto. Daniela Ferrari ha ricordato con precisione quella mattina del 13 agosto 2007. "Sono uscita con la macchina, l'unica che avevamo, per andare in un paese qua vicino a 7-8 km a vedere dove c'era un negozio che faceva i telecomandi per i cancelli. Il negozio era chiuso, sono tornata indietro, mi sono fermata a far spesa e sono entrata in casa che erano le 10:05. Alle 10:05 ho consegnato le chiavi della macchina ad Andrea che è andato a Videvano. Riguardo allo scontrino", ha spiegato, "quando abbiamo trovato questo scontrino, io ho detto ad Andrea: guarda che magari, visto che è successa una cosa così grave, verrai chiamato e ti chiederanno dov'eri. Teniamolo sto scontrino". E lì è stato più di un anno.
finché quando Andrea è stato sentito nel 2008, mi hanno chiamato dopo le 4 del pomeriggio chiedendomi dove era questo scontrino perché i carabinieri lo volevano vedere. Io sono stata sentita 2 volte, una volta nel 2008 e una volta nel 2017. La madre ha anche precisato di essere stata contattata mentre era sul posto di lavoro e di aver risposto a domande su dove fosse Andrea quella mattina, un'eventualità che si aspettava. Nonostante la versione della madre, lo scontrino di Videvano è da tempo al centro di contraddizioni che hanno sollevato dubbi tra gli inquirenti. Un'intercettazione ambientale del 10 febbraio 2017, emersa di recente, ha rivelato un dialogo tra Andrea Sempio e suo padre, Giuseppe, in cui il giovane ammette: "Ne abbiamo cannata una, che io ho detto che lo scontrino era stato ritrovato dopo che ero stato sentito, che tu hai detto che l'abbiamo ritrovato prima. Io ho detto che l'abbiamo trovato dopo essere stato sentito, già la prima volta. Ero stato sentito e poi l'abbiamo trovato." Questa discrepanza ha alimentato l'ipotesi che l'alibi possa essere stato precostituito, soprattutto perché lo scontrino, emesso alle 10:18 del 13 agosto 2007, non copre l'orario del delitto, fissato tra le 9:12 e le 9:35. Inoltre, Sempio ha dichiarato in un'intervista del 29 marzo 2025 che lo scontrino non copre il periodo dell'omicidio, ammettendo implicitamente la sua fragilità come prova. I genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e Rita Poggi, hanno espresso il loro punto di vista in un'intervista del 29 marzo 2025. Rita Poggi, madre di Chiara, ha dichiarato: "Questa narrazione confonde le menti di chi non conosce i fatti. Si finisce per far passare l'unico colpevole certo che abbiamo come una vittima. Non è giusto. Qualcuno pensa mai a noi?" La coppia ha ribadito la propria fiducia nella condanna di Alberto Stasi, sottolineando che la verità è già scritta e che le nuove indagini non fanno altro che alimentare confusione. I Poggi hanno anche espresso disappunto per il fatto che Stasi, nonostante la condanna definitiva, continui a rilasciare interviste, sollevando dubbi sulle nuove indagini. "Vorremmo ricordare al mondo che è un detenuto con una sentenza definitiva, una sentenza che ha cercato di ribaltare più volte con revisioni e appelli senza successo. Il giudice di sorveglianza gli dà davvero il permesso di parlare liberamente", hanno aggiunto. Rita Poggi aveva già commentato la riapertura del caso il 12 marzo 2025, durante il programma La Vita in diretta su Rai 1, definendo la notizia scioccante. Alla domanda se questa nuova indagine riaprisse un calvario per la famiglia, aveva risposto con un laconico: "Immagini lei". Più di recente, l'11 aprile 2025, dopo la notizia della concessione della semilibertà a Stasi, Rita ha dichiarato: "Proviamo, ancora una volta, tanta amarezza. Speriamo solo di non incontrarlo mai". Un commento che riflette il dolore e la stanchezza di una famiglia che cerca pace dopo anni di processi e clamore mediatico. Alberto Stasi, che sta scontando la sua pena nel carcere di Bollate, ha rilasciato diverse interviste negli ultimi mesi, commentando gli sviluppi del caso. Il 31 marzo 2025, in un'intervista alle Iene, ha dichiarato: "È uno tsunami di emozioni, mi auguro che si possa arrivare alla verità. Sono in attesa degli sviluppi. La vivo con speranza, tra pochi mesi potrei essere definitivamente a casa". Riguardo a Sempio, ha aggiunto: "Non ci conosciamo, mai visto. Era amico del fratello, quindi anche per età completamente fuori dalla mia cerchia di amici, di conoscenti. Mai visto e mai sentito". Stasi ha ribadito la sua innocenza, sottolineando: "Emerge in me un senso di fiducia che tutto possa essere chiarito". La sua avvocatessa, Giada Bocellari, il 12 marzo 2025, aveva commentato la riapertura delle indagini, affermando che Stasi ha fiducia che sia fatta piena luce. Fiducia nella verità e nella giustizia soprattutto per Chiara. Ha aggiunto: "Alberto è molto razionale, ormai ha praticamente scontato la sua pena ed è fiducioso che sia fatta giustizia, perché lui si è sempre dichiarato estraneo". Le nuove indagini, coordinate dalla Procura di Pavia sotto la guida del procuratore Fabio Napoleone e dell'aggiunto Stefano Civardi,
si concentrano non solo sul DNA di Sempio, ma anche sulla possibilità che l'omicidio non sia stato commesso da una sola persona. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano stanno rianalizzando tutte le tracce repertate, incluse quelle non sviluppate in precedenza, e hanno già ascoltato alcune persone della cerchia di Marco Poggi e Andrea Sempio. Tra gli elementi che hanno portato alla riapertura del caso ci sono il numero di scarpe di Sempio, compatibile con le impronte lasciate nel sangue, la bicicletta con cui si spostava a Garlasco, alcune telefonate a casa Poggi e un alibi che, secondo i legali di Stasi, appare traballante. Sempio aveva dichiarato di essere stato alla libreria Feltrinelli di Videvano la mattina del delitto, ma il negozio era chiuso quel lunedì 13 agosto 2007. Il parcheggio nella zona del Palazzo Ducale, esibito successivamente, non copre l'orario cruciale del crimine, come confermato dallo stesso Sempio. Mentre le indagini proseguono, non si può ignorare un'ipotesi che circola tra gli osservatori del caso: e se Sempio, o qualcun altro, avesse agito in concorso con Stasi? La nuova accusa di omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi, come riportato da TG1, apre scenari complessi. Alcuni si chiedono se Sempio, che all'epoca aveva 19 anni e frequentava assiduamente la casa dei Poggi, possa aver avuto un ruolo, magari non diretto, nella vicenda. Tuttavia, senza prove concrete, questa rimane una speculazione. La madre di Sempio, con la sua dichiarazione di rabbia per un'accusa senza fondamento, sembra voler sottolineare proprio questo: l'assenza di elementi solidi che giustifichino un nuovo calvario per il figlio. Il caso di Chiara Poggi, uno dei più seguiti nella cronaca nera italiana, continua a riservare colpi di scena. Le nuove indagini su Andrea Sempio, le dichiarazioni accurate della sua famiglia, in particolare della madre Daniela Ferrari sullo scontrino, e il dolore dei Poggi, unito alla speranza di Stasi di vedere la verità emergere, tengono viva l'attenzione su una vicenda che sembra lontana dal trovare una conclusione definitiva. Resta da vedere se i risultati del test del DNA e le ulteriori analisi delle tracce biologiche porteranno a una svolta o se, come temono i genitori di Chiara, queste nuove ipotesi non faranno altro che alimentare confusione in un caso che per loro ha già un colpevole. Omicidio Boiocchi, svolta nell'inchiesta. Andrea Beretta confessa: l'ho fatto uccidere, ho pagato 50.000 euro. C'è una svolta clamorosa nell'inchiesta sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultra dell'Inter assassinato il 29 ottobre 2022 davanti alla sua abitazione di via Fratelli Zanzottera, nel quartiere Figino, alla periferia ovest di Milano. Quel sabato sera, poco prima della partita Inter-Sampdoria, due sicari in moto esplosero 5 colpi di pistola calibro 9x19. 2 proiettili colpirono mortalmente Boiocchi, segnando la fine violenta di una delle figure più potenti e controverse del tifo organizzato nerazzurro. Oggi, a distanza di oltre 2 anni, la Procura di Milano ha arrestato 6 persone ritenute coinvolte, a vario titolo, nella pianificazione ed esecuzione dell'agguato. Tra questi spicca il nome di Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord, già detenuto per un altro delitto eccellente, quello di Antonio Bellocco, giovane esponente della famiglia di 'ndrangheta omonima, e oggi diventato collaboratore di giustizia. Durante un colloquio in carcere con la moglie, intercettato dagli investigatori nell'ottobre 2024, Beretta ha manifestato chiaramente il timore per la propria incolumità e quella dei suoi familiari, affermando: hanno detto che fanno una strage. Non posso restare dentro. Non c'è nessuno che vi protegge, capito? Da quel momento ha deciso di rompere il silenzio, non per ottenere sconti di pena, come ha ribadito più volte, ma per paura delle vendette della criminalità organizzata. È successo che questi qui hanno fatto un'intercettazione telefonica e hanno detto che fanno una strage, ha spiegato alla moglie, riferendosi alle minacce provenienti presumibilmente dalla famiglia Bellocco. Ma il colpo di scena più significativo è arrivato proprio con la sua confessione sull'omicidio Boiocchi. L'ho fatto uccidere, ha ammesso, spiegando di aver commissionato il delitto per 50.000 euro in contanti.
con l'obiettivo di eliminare il rivale ed ereditare il controllo della curva nord. Dividere i profitti illeciti eliminando il leader della curva, ha dichiarato ai magistrati, facendo luce su un contesto fatto di tensioni, rivalità interne e affari milionari legati al merchandising e alle attività economiche parallele della curva. Secondo quanto ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, si trattava di una vera e propria faida interna al tifo organizzato, scoppiata per motivi economici e di potere. La procuratrice aggiunta Alessandra Dolci ha parlato apertamente di un conflitto nato da un ammanco di cassa e da un interesse sempre più spietato nella gestione e spartizione dei proventi derivanti dalle attività della curva e del negozio ufficiale legato al merchandising. Il piano omicida, secondo le dichiarazioni di Beretta, gli sarebbe stato suggerito da Mauro Nepi, altro esponente del tifo nerazzurro, anche lui oggi arrestato. Sarebbe stato Mauro Nepi a suggerirmi di rivolgermi ai Ferdico, ha detto Beretta, facendo riferimento a Marco Ferdico e suo padre, ritenuti responsabili della logistica dell'agguato. Avrebbero procurato un furgone, cellulari criptati e l'arma del delitto, oltre a mettere in contatto il mandante con i sicari. Un altro indagato si sarebbe intestato lo scooter usato dai killer, per poi denunciarne il furto dopo il delitto, nel tentativo di depistare le indagini. Gli esecutori materiali sarebbero stati 2 uomini, ora anch'essi finiti in manette. In un gesto che unisce simbolismo e disperazione, Andrea Beretta, oggi pentito e sotto protezione, avrebbe anche fatto tappa a Pietrelcina, in provincia di Benevento, per chiedere la grazia per il delitto commesso. Un viaggio che sembra segnare, almeno nelle sue intenzioni, un momento di rottura con il passato. Ora le sue dichiarazioni aprono nuovi scenari nelle indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve, e in particolare sul rapporto tra 'ndrangheta e tifo organizzato a San Siro. La figura di Beretta si trasforma da leader della curva a testimone chiave, potenzialmente decisivo per comprendere i meccanismi nascosti dietro le bandiere, i cori e gli striscioni dello stadio. E, soprattutto, per scoperchiare un sistema parallelo fatto di violenza, denaro e morte. Gentili ascoltatori, buona giornata da Sensi Occhi. Con rammarico ho appreso ieri sera durante la trasmissione di quarto grado che Visintin Sebastiano è stato indagato per omicidio nei confronti appunto della povera Liliana. Essere indagato non vuol dire certamente essere colpevole, in quanto per essere colpevole devi essere condannato in tutti e 3 i gradi di giudizio, primo grado, appello e Cassazione. Ecco, essere indagato no. Mo bisogna vedere le indagini che verranno fatte dalla Procura della Repubblica di Trieste, che cosa porteranno, perché indagato poi ci dovrebbe essere un rinvio a giudizio e dopo questo rinvio a giudizio ci dovrebbe iniziare il dibattimento vero e proprio. Comunque io sono sempre più convinto della estraneità di Sebastiano ai fatti che vengono a lui contestati, anche perché dall'inizio di questa storia il Sensiolocchi non è che ho difeso una persona colpevole, il Sensiolocchi ha difeso una persona innocente, perché io ripeto, a mio parere Sebastiano è una persona innocente. Un'altra cosa che mi è dispiaciuto, che ho letto da qualche parte, che Davide Barzan è stato cacciato dalla televisione, ma una persona così simpatica, è una delle poche persone veramente che stanno in televisione e che non ti fanno venire i coglioni per terra, una persona così simpatica, con quei bei boccoli, con quei bei ricci, chissà che shampoo usa. Però signori, se hanno deciso questo non è che possiamo far nulla, però secondo me cacciarlo dalla televisione, poi ognuno sa quello che
ha capito, credo, quello che è successo alla povera Pierina e chi sono i responsabili. Ora io mi aspetto degli sviluppi, veramente degli sviluppi a breve termine. Poi un'altra cosa, vi comunico che lunedì prossimo sarò ospite della Zanzara il 14 con Cruciani e quell'altro che Parenzo, per difendermi anche dalle provocazioni e dagli insulti che ho ricevuto quando appunto abbiamo fatto la chiamata e io col telefono appunto abbiamo fatto quella mezza intervista che io sono stato coperto di insulti appunto da Parenzo. Ora voglio vedere se lunedì Parenzo si comporta allo stesso modo, ma il Sensitivo Alocchi va in questo luogo per difendersi e per dimostrare le mie ragioni e tutto quello che ho fatto in passato lo sto facendo in presente e lo farò anche in futuro fino a che il nostro buon Dio mi darà la forza. Di nuovo amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo Alocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.